siamo ritornati in onda. Ci sarà obbligatoriamente il CAL. Allora dai, vediamo il consiglio delle amministrazioni. Adesso però prima dedichiamo proprio, abbiamo ancora una decina di minuti a disposizione e a me fa peccato non spiegare ai nostri telespettatori, visto che c'è stato fatto un lavoro da cura di Francesco Necchio, Ufficio Studi e Statistiche dell'ANCI del Veneto, di poterlo commentare. Sì. Prego Presidente. Ma noi abbiamo fatto queste ricerche che facciamo periodicamente, che evidenziano un po' insomma, lo stato dell'arte dal punto di vista della finanza locale, in particolare delle risorse dei comuni del Veneto. Ovviamente sono dati aggregati, per cui vanno letti come un dato statistico, insomma, no? E comprendiamo che per esempio la stragrande maggioranza dei comuni del Veneto è abituata a rispettare il patto di stabilità. Che sono bravi, comuni quindi siamo... Eccoli qua. Ecco, siamo... Allora 61,36% che sì, questo è un dato tendenziale, cioè abbiamo chiesto quanti pensano di rispettare il patto di stabilità, ma il dato consuntivo è che sostanzialmente, a parte 7 o 8 comuni, 10, 12 in alcuni anni, li abbiamo sempre rispettato tutti. Ci serve la richiesta di quanti comuni pensano di rispettare il patto per capire la difficoltà che c'è oggettivamente per i comuni nel rispettare il patto, perché è una delle condizioni per dare continuità all'azione amministrativa, perché le penalizzazioni delle sanzioni del non rispetto del patto di stabilità sono impressionanti, nel senso che vengono per esempio tagliati i trasferimenti per tanto quanto è il valore del sforamento, non si può più assumere a nessun titolo, neanche sostituzioni in maternità e via dicendo, non si possono più fare mutui per le spese di investimento, e dopo ci sono le riduzioni delle indennità, ma quelle ci interessano meno. Però ha un impatto fortissimo, per cui questo dato, diciamo, legato a, come si vede, noi il 96,4% dei comuni ha approvato il consuntivo 2013, quindi siamo nella normalità, diciamo. Ricordiamo che 96,4% l'hanno approvato entro aprile, ma c'è la proroga fino al 30 di giugno per i conti consuntivi. Quindi questa parte di comuni che devono ancora approvarla è per una questione probabilmente legata alle elezioni. È interessante invece il dato legato alla fiscalità. Allora, noi sappiamo bene, no, che l'introduzione dell'IMU, l'introduzione della Tasi, via dicendo, sono degli elementi, tra virgolette, decisi nel federalismo fiscale, che però hanno visto il coinvolgimento dei comuni per incassare soldi che sono però gestione bilancio dello Stato. Non sono risorse che rimangono ai comuni, e quindi noi abbiamo parlato molto spesso, no, che facciamo i gabellieri per conto dello Stato e via dicendo. E il dato però che constatiamo è che per effetto di questo meccanismo abbiamo un scaricare delle imposte che dovrebbero essere imposte decise dallo Stato per lo Stato, e invece raccolte dai comuni, che in parte solo vengono lasciate ai comuni. E quindi l'aumento della tassazione è evidente, no? Il passaggio tra l'altro da ICI a IMU è molto pesante, però nonostante questo abbiamo comunque in Veneto una situazione dove non si applica in modo massiccio le aliquote al massimo, ma c'è molta calmierazione, e quindi significa che cerchiamo come Comuni del Veneto di rimanere dentro al trend, diciamo, della virtuosità. Perché prima il sindaco che faceva riferimento, no, noi siamo il comune virtuoso dentro l'elenco di 150, via dicendo, comuni in Italia, ci sono dei criteri sulla virtuosità che onestamente andrebbero ripresi, perché mai si fa conto di quanto si fa pagare di imposte ai propri, di quanto si fa pagare le tariffe dei servizi ai propri cittadini, e lì la differenza da comune a comune è molto ampia, e quindi questo ovviamente da una parte penalizza perché si chiedono più risorse, e dall'altra però c'è anche probabilmente un servizio migliore o un servizio maggiormente esteso. Quindi diamo conto sostanzialmente in questa raccolta di dati di una regione che ha enti locali, comuni in particolare, ma anche le unioni, non sono diverse da questo concetto, che ricevono molto poco dallo Stato in termini di trasferimenti, questo storicamente ulteriormente penalizzati nelle ultime riforme sui trasferimenti, fondo di solidarietà per fare un esempio, però abbiamo comunque una conduzione degli enti in forma molto diciamo virtuosa. Un dato che non è raccolto qui è per esempio
monte di risorse accantonate per effetto del patto di stabilità che in Veneto è elevatissimo, stiamo parlando di circa 30 miliardi. Che finiscono dove? Sono risorse che sono in tesoreria, non so Curtarolo, ma io parlo del mio comune, noi abbiamo accantonati oltre 6 milioni di euro. Praticamente. No, non sono spariti, sono lì. Sapete... Probabilmente quando sbloccheranno il patto di stabilità, uno degli impegni del governo è nell'arco di 2 anni di sbloccare il patto di stabilità, in forma definitiva li potremo spendere. Ecco, quindi ci sono risorse che potenzialmente sono disponibili per far ripartire per esempio l'economia. Sì, però tutti quanti sostengono che questi soldi in tesoreria non ci sono già più. No, ci sono in tesoreria, adesso non facciamo ragionamenti che dal punto di vista della concretezza sono lì. Qual è il problema? Che lo Stato li sta utilizzando come cassa ai fini del proprio necessità di avere cassa. Come fa a tirarli fuori? Però ai fini della disponibilità, nel momento in cui sarà sbloccato il patto, è evidente, sono soldi dei comuni quelli. La cosa che nota questa ricerca è che si è trasferita una imposizione di imposte dal livello centrale, quindi fatte dallo Stato per lo Stato, a livello locale. E questo ovviamente non va bene. L'ANCI nazionale sta chiedendo, su spinta anche nostra, noi abbiamo fatto un documento di richieste specifiche all'ANCI nazionale e al governo, dove per esempio nel momento in cui si andrà a assestare definitivamente le 3 leve fiscali, che è addizionale IRPEF, IMU e TASI, i comuni diventano totalmente autonomi. Ovviamente chiediamo che l'IMU sia tutta versata alle casse del comune, quindi non più trattenuta dallo Stato, la parte dei fabbricati D per esempio oggi, ma anche la componente della IMU che viene trasferita al fondo di solidarietà. Perché, faccio un esempio per tutti, il comune di Caorle versa per conto dei versamenti IMU della quota sua al fondo di solidarietà, non riceve neanche un centesimo di fondo di solidarietà. Quindi ci sono delle situazioni che ovviamente hanno bisogno di raggiungere quel grado di autonomia. Noi diciamo anche di fare un fondo perequativo sul piano regionale per distribuire le risorse con questo fondo ai comuni del Veneto che sono in situazioni di difficoltà, perché anche qui ci sono comuni che ovviamente non hanno capacità impositiva per mantenersi tutti i servizi. E quindi da questo punto di vista, insomma, è anche questo un cambiamento che chiediamo, che noi perseguiamo e speriamo di riuscire ad ottenere, almeno in fase di evoluzione, dei miglioramenti di quelle che sono le attuali situazioni. Deve aggiungere qualcosa a questo riguardo? Volevo solo richiamare il concetto di federalismo, perché poi tra l'altro proprio in questi giorni sentivo avete visto il federalismo ci ha portato ad avere più spese e non avere dei servizi. In realtà noi dovremmo sempre più avviarci verso il federalismo e l'autonomia, che tra l'altro viene sancito come principio a livello costituzionale, che significa che le ricchezze che tu produci in un territorio, le risorse che sono di un territorio, rimangono in questo territorio. Che cosa sta succedendo in questi anni? Che i soldi di tasse che finiscono a Roma, sto pensando all'IRPEF, che un tempo ritornavano nei comuni sotto forma di trasferimenti, adesso non ritornano più praticamente. Quindi il cittadino, noi cittadini paghiamo l'IRPEF, rimane nelle casse romane e a noi non ritorna più niente. E lo Stato ti dice, tu comune, se vuoi dare dei servizi ai cittadini, li devi tassare. Allora sarebbe bello, e io sono convinta di questo, che ci sia l'autonomia e il federalismo, quindi che ci sia una gestione in loco delle risorse, anche perché così c'è responsabilità da parte di chi le amministra, però nel contempo ci dovrebbe essere una riduzione di pressione da parte anche dello Stato. Se tu, Stato, mi stai tassando, ti stanno arrivando i soldi, ti stanno arrivando tutti, allora, e non mi dai più trasferimenti, perlomeno riduci un minimo di pressione nei confronti dei nostri cittadini. Quindi questo è anche l'altro concetto che spero che nel tempo riesca in qualche modo a prendere piede. Assolutamente. Siamo in chiusura. Menara, qualcosa da aggiungere, direttore? No, io non ho altro da dire se non ricordare... Microfono, aspetta che prendi. Se non ricordare un bel pensiero di Tagore che potrebbe concludere la nostra serata. Lo cito così a memoria: pensavo che la vita fosse gioia, mi sbagliavo, ho servito e nel servizio ho trovato la gioia. Sia questo un augurio per i nuovi sindaci. Ecco, proprio un bel augurio. Sono perfettamente d'accordo con questa per fare il sindaco un servizio.
un servizio. Busetti, una donna in chiusura. Intanto un augurio, sicuramente un augurio ai nuovi sindaci con tanta energia, tanto affetto, che per tutto quello che troveranno sulla loro strada, e sappiano che noi oggi, un domani altri faranno parte dell'ANCI, ma siamo a disposizione per dare una mano sempre. Dal piccolo problema al grande problema ci si può rivolgere ad altri sindaci che servono nell'ANCI, visto che non è un lavoro anche questo. Perfetto, una domanda tecnica in chiusura, proprio perché mi è stata girata da più cittadini. Quando noi parliamo con l'ANCI eccetera, forse le rivolgo a voi presidenti, per i cittadini l'ANCI direttamente a titolo di fare qualche cosa, perché proprio per i problemi che diceva il sindaco del lavoro, dicono ma cosa l'ANCI vi date un numero verde o qualcosa, dite voi, non ridete perché purtroppo è una questione, diamo il microfono, per questo ci è stato chiesto più volte. Statutariamente l'ANCI è a disposizione dei soci e avviene che più di qualche volta riceviamo richieste di cittadini. Non abbiamo né il bilancio né l'organizzazione per rispondere. Poi se c'è qualche problema particolare è chiaro che qualche volta rispondiamo, qualche volta. Quindi sono i sindaci che devono sbrogliarsi la matassa a questo punto. Sì, certo. Benissimo, siamo arrivati al termine, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, ringrazio i nostri telespettatori di averci seguito, come sempre siamo in chiusura, lasciamo lo spazio a Euro Interim News per gli aggiornamenti. Grazie ancora, buona serata, buonanotte, ci vediamo domani. Buona serata a tutti. Grazie. Euro Interim International. Vuoi vendere i tuoi prodotti all'estero ma non hai distributori validi? Vuoi costituire una società all'estero ma non sai come funziona la burocrazia in quel paese? Vuoi realizzare i tuoi progetti all'estero ma non hai un partner in loco? Euro Interim International, in collaborazione con partner locali, può aiutarti a fare tutto questo e non solo. Crediamo che il futuro sia nell'internazionalizzazione d'impresa. Siamo attualmente attivi nei seguenti paesi: Cina, India, Russia, Brasile, Cile, Vietnam, Turchia, Polonia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia. Possiamo offrire i seguenti servizi: internazionalizzazione e delocalizzazione di impresa, analisi di mercato e studio di fattibilità, ricerca di partner commerciali, distributori e importatori, consulenza fiscale, legale e contabile, costituzione di società, uffici di rappresentanza e showroom, registrazione di marchi, brevetti e diritti secondo la normativa del paese di riferimento, ricerca bandi di finanziamento o fondi a supporto di percorsi di internazionalizzazione, HR Service, ricerca e selezione del personale in loco, reclutamento di personale temporaneo in loco, outsourcing di gestione risorse umane, gestione busta paga, gestione personale. Euro Interim International. Buongiorno da Romania, sono Adela Cristia, il partner di Euro Interim International in Romania. Siamo una struttura di professionisti in grado ad offrire servizi nel campo delle ricerche di distribuitori, ricerche di mercato e tutti i servizi necessari per lo start-up dei business in Romania, tipo consulenza legale, consulenza fiscale, consulenza nel campo delle risorse umane. Siamo una struttura pronta a servire i clienti italiani che vengono in Romania per investire. Mi chiamo Liu Yanping, sono il responsabile di Euro Interim International, la nuova business unit del gruppo Euro Interim per l'internazionalizzazione di imprese. Lo scopo del nostro servizio è di aiutare le imprese italiane che vogliono sviluppare il loro business all'estero. Per esempio, se l'imprenditore vuole vendere i suoi prodotti in questi paesi, per esempio in Cina, noi in Cina tramite i nostri collaboratori locali possiamo fare una ricerca e selezione di distributori locali.
questi distributori locali sono del settore, possono aiutare gli imprenditori italiani a promuovere e vendere i loro prodotti in Cina oppure nel mercato di riferimento. Che cosa richiede la Cina e quindi quali possibilità di maggior rilievo ci possono essere per i nostri imprenditori? Su quali mercati puntare? Quali settori? In Cina veramente i cinesi amano tantissimo i prodotti italiani. Il Made in Italy è molto rinomato. Per esempio su abbigliamento, nel settore di mobile, nel settore di gioielli.